C'era una volta, tra le strade strette e le case di pietra di Siena, una bambina dagli occhi profondi, il cuore grande come il cielo e il nome dolce di Caterina. Figlia di gente semplice, in una casa dove la vita era fatta di lavoro e di fatica, dove il profumo delle stoffe tinte di colori forti si mescolava al pane caldo. Una bambina tra tanti fratelli, una voce minuta nel coro di una famiglia numerosa, ma quella voce già da piccola cantava un canto diverso. Si dice che ancora bambina, alzando lo sguardo verso il cielo limpido, abbia visto il volto di Cristo che le sorrideva e la benediceva. E fu allora che, senza clamore, nel segreto del suo cuore, fece la sua promessa. Appartengo a te solo, mio Signore, nessun altro avrà il mio cuore. Così iniziò il cammino di una creatura fragile e luminosa, destinata a incendiare il mondo con l'amore. Non fu facile per Caterina tenere fede a quella promessa. La sua famiglia sognava per lei un marito, una casa, una vita ordinaria, ma lei, con la tenacia dei miti, si oppose. Si tagliò i capelli, si fece meno bella agli occhi del mondo, più libera per l'amore di Dio. Si chiuse in una stanza, non per fuggire dal mondo, ma per imparare ad ascoltare il battito del cuore divino. Nel silenzio, Caterina pregava fino a consumarsi, ogni giorno, ogni notte, un dialogo d'amore tra lei e il suo Signore. Chi la guardava da fuori pensava fosse debole, ma dentro quella stanza, tra il digiuno e le lacrime, si stava forgiando un'anima di ferro e di fuoco. Diceva: costruisci dentro di te una cella e non uscirne mai. Non una prigione, ma un giardino segreto, un luogo dove l'amore diventava forza. Ma l'amore, quello vero, non resta mai chiuso. L'amore cerca le strade, corre tra la gente, si fa carezza sulle ferite del mondo. Un giorno, Caterina vide Cristo tendere verso di lei un anello invisibile agli occhi di tutti, ma incandescente nel suo cuore. Era il segno del loro patto, il matrimonio spirituale, un'unione totale, senza ritorno. E fu allora che aprì le porte della sua stanza. Uscì tra la polvere delle strade, tra i malati dimenticati, tra gli ultimi. Dove nessuno voleva stare, lei arrivava. Lavava piaghe, curava corpi e anime. Non aveva studiato, non sapeva scrivere, ma parlava come chi conosce il linguaggio dell'amore. Diceva: chi conosce se stesso conosce Dio, e chi conosce Dio ama senza misura. Intorno a lei si raccolsero cuori inquieti, giovani e vecchi, uomini e donne, attratti da quella fanciulla che amava come una madre e parlava come un profeta. La chiamavano Dolce Mamma, perché Caterina era madre di ogni anima che incontrava. Ma la sua voce così dolce sapeva diventare anche fiera, perché l'amore, quando è vero, non ha paura di dire la verità. Caterina non si accontentò di curare i corpi, voleva curare anche le anime. Scrisse, o meglio, dettò centinaia di lettere di fuoco, dirette ai potenti, ai papi, ai re, ai vescovi. A ognuno parlava con rispetto, ma senza paura. Quando il cuore della Chiesa si era allontanato dalla sua casa, fu lei a mettersi in viaggio. Una giovane donna, senza titoli né poteri, che attraversava terre e mari per dire a un papa: siate uomo, non abbiate paura, tornate a Roma. E lui ascoltò, e la Chiesa ritrovò la sua dimora. Ma Caterina non si fermò. Cercò la pace tra le città in guerra, predicò la riforma dei cuori, chiese ai consacrati di essere pastori veri, non mercenari. Il mondo la ascoltava. Alcuni la amavano, altri la temevano, altri ancora la odiavano. Ma nessuno poteva ignorare quella voce che parlava con il soffio dello Spirito. Dietro quella forza, dietro quel coraggio,
Caterina portava un dolore segreto, un amore così grande da consumare il corpo. Ricevette le stimmate, segni d'amore e di sofferenza, ma chiese che restassero invisibili. Solo Dio doveva vederli. Le notti di Caterina erano popolate da visioni, ma anche da lotte interiori, da dubbi, da pianti. Il corpo si spegneva, giorno dopo giorno, fiaccato dai digiuni, dalle veglie, dalle fatiche. Molti non la capivano, alcuni la accusavano, la deridevano, la calunniavano, ma lei rispondeva: «L'amore non si paga che con amore». E continuava a donarsi, fino all'ultimo respiro. Negli ultimi tempi il corpo di Caterina era solo un'ombra di ciò che era stato. Le mani tremavano, il passo si faceva incerto, ma il cuore ardeva come il primo giorno, non si nutriva quasi più. Solo l'Eucaristia, solo il pane del cielo. Ogni giorno pregava per la Chiesa, per il Papa, per il mondo. Ogni giorno offriva se stessa per la pace, per la salvezza delle anime. Poi venne il momento del distacco, il tempo di sciogliere i legami. Le sue ultime parole furono una preghiera semplice, umile, totale. Signore, sciogli i miei legami e dammi te stesso. E così, con un sorriso dolcissimo, si addormentò tra le braccia del suo amato. Ma il suo fuoco non si spense. Anzi, si fece fiamma più alta. Caterina, la giovane donna senza studi, la figlia del tintore di Siena, divenne guida per intere generazioni. Maestra di sapienza, madre di misericordia, voce di verità. Nel tempo, la Chiesa riconobbe la sua grandezza, la proclamò santa, la chiamò dottore della Chiesa, la volle patrona d'Italia ed Europa. Ma il vero titolo di Caterina resta inciso nei cuori: colei che ha incendiato il mondo d'amore. E ancora oggi, tra le pietre antiche di Siena, davanti alle sue reliquie, pellegrini da ogni terra pregano e ascoltano il sussurro di quella voce che non si è mai spenta. Una voce che continua a dire a chiunque voglia ascoltare: siate ciò che dovete essere e metterete fuoco nel mondo. Non fu solo visione, non fu solo estasi. Caterina fu carne e fu azione. Mani che curavano, voce che scuoteva, cuore che lottava. Figlia di un tempo crudele, di un'Italia lacerata dall'odio tra città, famiglie e fazioni, questa giovane donna senza studi e senza potere seppe farsi ascoltare là dove i potenti voltavano lo sguardo. Scese tra le strade polverose, tra i mercati affollati, tra le corsie degli ospedali dove nessuno voleva andare. Portava acqua, pane, carezze. Lavava piaghe che facevano voltare il volto agli altri. Baciava i lebbrosi, asciugava le lacrime delle madri senza figli. Nel volto sfigurato dei malati vedeva il volto del Cristo. Non cercava l'applauso, non desiderava la gloria, solo servire, solo amare. Ma quell'amore non si fermava al gesto, divenne parola, divenne lettera. Più di 300 lettere, dettate con passione a chiunque avesse il cuore ancora capace di ascoltare. Lettere ai papi, ai cardinali, ai re, ai soldati. Lettere che ardevano come fiamme sulle ceneri della corruzione e dell'ingiustizia. Diceva ai consacrati: svegliatevi, non siate mercenari, ma pastori. Non fate commercio delle cose sante, siate testimoni di Cristo. Diceva ai governanti: non più guerra, non più sangue, fate pace, abbiate il coraggio di scegliere la via stretta della concordia. E quando il cuore della Chiesa si era allontanato dalla sua casa, quando il Papa viveva ad Avignone, lontano dalla città eterna, fu lei, piccola donna, a parlare con fermezza. Partì, attraversò terre e fiumi, si presentò dinanzi al pontefice e gli disse senza tremare: siate uomo, tornate a Roma, ricostruite la Chiesa. E il Papa ascoltò.
La voce di Caterina fu più forte delle corti, più forte degli eserciti, più forte della paura. Ma non bastava. Caterina sapeva che non si può cambiare il mondo se prima non si cambia il cuore. Per questo chiese la riforma del clero, la purezza della vita, l'onestà dei gesti, la povertà vera, l'amore come unica legge. Non era una teologa, eppure scrisse uno dei più grandi trattati di spiritualità della storia, il Dialogo della Divina Provvidenza, dove l'anima parla con Dio, dove le domande si fanno abisso e le risposte si fanno luce. E in quel dialogo insegnava una cosa semplice e tremenda: non si arriva a Dio senza passare per l'amore del prossimo. Non si arriva alla santità senza sporcarsi le mani per lavare le ferite degli altri. Per questo la sua vita fu fuoco e cenere, canto e lotta, parola e sangue. Amò tanto da consumarsi, pregò tanto da non aver più forze per il cammino. Si diede intera, senza misura, senza riserva. Morì giovane, ma lasciò dietro di sé una strada aperta. Un cammino che ancora oggi chiama chiunque osi domandarsi cosa significhi davvero amare. E ancora oggi la sua voce ripete, come un sussurro tra le pietre di Siena, come una fiamma che non si spegne: siate ciò che dovete essere e metterete fuoco nel mondo. Come si racconta la santità? Con le parole, con le opere, o forse anche con le immagini che sanno dire l'indicibile, che sanno mostrare ciò che nessun racconto può spiegare fino in fondo. Santa Caterina da Siena, donna di fuoco e di dolcezza, di visione e di azione, ha lasciato dietro di sé non solo parole che ancora bruciano, ma anche immagini che parlano. Gli artisti di ogni tempo hanno cercato di cogliere l'essenza di questa creatura indomita e tenera, di questa giovane senza studi che seppe parlare ai papi e ai poveri con la stessa forza. Non c'è aureola nei suoi ritratti, ma uno sguardo limpido, pieno di cielo. E ci sono i segni, quelli che raccontano la sua storia meglio di 1000 voci. Nel suo abito bianco e nel mantello nero delle domenicane, Caterina appare spesso con un ramo di giglio fiorito tra le mani, segno di purezza, di fedeltà assoluta, di quel cuore che non volle mai dividersi tra Dio e il mondo. Sulle mani, talvolta, si intravedono piccoli segni rossi, discreti, quasi nascosti. Sono le stimmate ricevute in un giorno di primavera, la Domenica delle Palme. Ma lei, umile tra gli umili, chiese che restassero invisibili. E per questo, nell'arte, più che piaghe sanguinanti, gli artisti hanno spesso scelto di dipingere raggi di luce che si sprigionano dalle sue mani e dal suo cuore. E poi c'è il libro che tiene stretto, simbolo dei suoi scritti, delle sue lettere, di quel dialogo della divina provvidenza che le ha meritato secoli dopo il titolo di dottore della Chiesa. Un titolo raro, soprattutto per una donna. Ma Caterina non fu mai una donna come le altre. In molte opere si scorge accanto a lei il crocifisso, che Caterina contempla in silenzio, occhi bassi, mani giunte, come se tutto il suo mondo fosse lì, sospeso tra il legno e il cielo. E c'è di più. A volte appare il cuore, un cuore infiammato o coronato di spine, perché il cuore, per Caterina, non era solo un simbolo, era il luogo dove abitava Dio. Si racconta che in una visione Cristo stesso le abbia preso il cuore e, tenendolo tra le mani, le abbia detto: «Carissima figliuola, come l'altro giorno presi il tuo cuore che tu mi offrivi, ecco che ora ti do il mio, ed ora innanzi starà al posto che occupava il tuo». Ci sono quadri che raffigurano questo scambio miracoloso. Cristo che le dona il suo cuore e Caterina che riceve quel dono con timore e gratitudine. È l'immagine più alta del suo amore senza misura. In altre rappresentazioni si vede Cristo vestito con la tunica che lei aveva donato a un povero.
quasi a dire che ogni gesto di carità fatto ai piccoli è un gesto fatto a lui. Oppure si ritrae Caterina nel suo viaggio verso il Papa per convincerlo a tornare a Roma, con il volto fermo di chi non arretra davanti a nessuno. E infine, nei dipinti più antichi, si vede la santa circondata dai suoi discepoli, o una devota che le bacia la mano in segno di venerazione. Sono immagini che affondano le radici nella memoria viva di chi l'ha conosciuta, di chi ha camminato con lei. Perché Caterina non è solo una figura da icona, è memoria viva. È voce che non tace, è volto che ancora oggi ci interroga. Chi la guarda negli occhi, nei quadri che l'hanno ritratta, sente ancora risuonare la sua voce. Siate ciò che dovete essere e metterete fuoco nel mondo. E quelle immagini, come finestre aperte sull'eterno, continuano a ricordarci che il fuoco dell'amore può davvero cambiare la storia